Lettera 150 per il sì. Docenti ed esperti spiegano il referendum sulla riforma della giustizia. Buongiorno professor Antonio Fuccillo e buongiorno Pier Vittorio Scimia. A voi la linea. Salve. Buongiorno professore, buongiorno Natalia, buongiorno a tutti voi. Professore, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Grazie. Allora, oggi lunedì 2 marzo, quindi questa sesta puntata del nuovo programma di Radio Libertà, lettera 150 per il sì. Vi ricordo che il programma sarà in onda ogni lunedì e mercoledì dalle 15:30 alle 16. Verrà intervistato un esponente del comitato di lettera 150 per il sì. Potete seguirci oltre che dal canale DAB della radio, anche dal sito della radio. Oggi con noi il professor Antonio Fuccillo. Professore, veramente siamo onoratissimi di averla come ospite perché il suo è un curriculum ricchissimo. Ricordiamo, professore ordinario di diritto ecclesiastico e interculturale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli. È autore lei di oltre 100 pubblicazioni tra monografie, contributi, articoli in riviste di fascia A, tra cui, ricordiamolo, la recente Il Paradiso Digitale, diritto e religioni nell'iperuranio del web, proprio del 2023, ed è anche vicepresidente vicario dell'Associazione Italiana Notai e Accademia dal 2020 ad oggi, vero, tuttora. E allora, professore, il referendum sulla giustizia è sicuramente un momento di riflessione collettiva su questo rapporto tra cittadini, istituzioni e sistema giudiziario. Ovviamente è fondamentale un dibattito informato e non ideologico, e molti osservatori hanno addirittura descritto questa riforma come una vera e propria conquista di civiltà giuridica. Addirittura un esponente del centro-sinistra, Anna Paola Concia, sul Riformista, ha scritto che la separazione delle carriere è una conquista civile. Ecco, quindi in che senso questo referendum rappresenta un passaggio chiave nella storia del nostro ordinamento giuridico? Quali sono i principi fondamentali che vengono rafforzati, o meglio, garantiti? Allora, innanzitutto buonasera a tutti e ribadisco grazie per l'invito. Allora, lei deve pensare che la unificazione delle carriere in Italia è avvenuta nel 1941 ed è inutile ricordare che è avvenuta quindi in un momento in cui il governo era in mano ad una dittatura, la dittatura fascista. E c'è da chiedersi perché avvenne l'unificazione delle carriere, perché in quella idea di processo penale basato sui principi dell'inquisizione, quindi il processo di tipo inquisitorio nel quale era il giudice istruttore a condurre le indagini, ovviamente il pubblico ministero poteva far parte della stessa categoria di chi giudicava. E quindi c'è da domandarsi se una riforma nata in periodo fascista venga modificata in periodo ampiamente e abbondantemente repubblicano possa in qualche modo non essere che una vera conquista di giustizia. E c'è un punto fermo di civiltà giuridica, perché è evidente che in ogni ordinamento evoluto chi giudica e chi accusa non possono essere colleghi, ancorché, ed è bene ribadirlo, rimangono entrambi magistrati e rimangono entrambi con tutte le garanzie che la Costituzione dà alla magistratura, perché l'articolo 104 non viene toccato e l'articolo 111 sui principi del giusto processo, che peraltro è bene ricordarlo era stato modificato dalla proposta Salvi e del governo D'Alema, quindi da un governo di sinistra, avevano ribadito la necessità che il processo si svolgesse in condizioni di assoluta parità tra accusa e difesa. Quindi non c'è nessun pericolo, non c'è nessun rischio quando si va a evocare derive antidemocratiche, ma assolutamente ne escono entrambe rafforzate, sia la magistratura giudicante che la magistratura inquirente. Chiaro, chiarissimo. E professore, poi ecco, entrando invece nel merito degli effetti concreti, è vero che poi questo è un dibattito in cui abbiamo sentito anche insomma delle vere e proprie sparate, mi perdoni il termine, perché per esempio Di Matteo, che ha ripetuto gli attacchi di Gratteri, il sì sarà votato da mafiosi e mazzoni, insomma sembrano quasi la bocca della verità, che affermano dogmi inattaccabili. Ma invece, entrando nel merito, come dicevo, degli effetti concreti, quali saranno i cambiamenti diciamo percepibili proprio dai cittadini nella loro vita quotidiana qualora la riforma venisse approvata, quindi relativamente
relazione, non so, ai tempi dei processi, trasparenza, tutela dei diritti? Quali benefici accorreali si possono aspettare? Allora, il primo beneficio reale psicologico, però fondamentale nella gestione del processo penale, è che i cittadini sapranno che chi è responsabile della pubblica accusa, cioè chi svolge le indagini preliminari, avrà una posizione diversa rispetto a chi dovrà decidere. E questo è fondamentale, mi creda, perché per noi giuristi diventa complessissimo capire che la persona che ti accusa e quella che decide appartengono alla stessa categoria. Questo potrebbe portare poi anche a dei vantaggi sui tempi dei processi, perché ovviamente il pubblico ministero sarà maggiormente specializzato e quindi avrà maggiori risorse per poter indagare, e i giudici saranno magari più liberi di poter decidere soprattutto nella fase delle indagini preliminari. Lei sa bene che è centrale nel processo penale la figura del giudice per le indagini preliminari, che è uno dei perni su cui ruota la riforma Vassalli. Lo ricordo, Vassalli era socialista e non certo di centrodestra, che riforma il codice di procedura penale perché vuole una cosa: vuole che alle indagini preliminari si applichi il pubblico ministero, ma che ci sia un giudice terzo imparziale che decida su alcune più rilevanti delle indagini preliminari. Ecco, magari la separazione delle carriere porterà ad evitare magari che molte risorse vengano spese per indagini che poi si riveleranno inutili e che portano ad assoluzioni dibattimentali a distanza di molti anni, quando i danni già si sono compiuti. Chiaro, anche questo molto molto chiaro. E poi, professore, uno dei temi più discussi riguarda anche comunque questo rapporto tra potere politico e potere giudiziario. Intanto ricordiamo che ha già fatto anche discutere questa intervista rilasciata da Maurizio Gelli, figlio appunto del venerabile della P2, un'intervista rilasciata guarda caso proprio al Fatto Quotidiano, che si potrebbe definire l'house organ del Partito Giustizialista Italiano, con Travaglio, no, capofila e psicofante. Ecco, in questa intervista lui ha sostenuto, Maurizio Gelli, che la separazione delle carriere realizzerebbe delle idee di suo padre, però secondo altri critici questa riforma aprirebbe anche spazi di influenza politica sulla magistratura, secondo altri invece rafforzerebbe proprio l'equilibrio tra i vari poteri. Ecco, qual è la lettura di questo suo dibattito? Quali sono le garanzie che sarebbero previste per preservare l'indipendenza dei giudici, dei magistrati, che sappiamo dovrebbero essere soggetti solo alla legge e alla Costituzione, però attualmente sembra che siano più soggetti alle correnti, forse? Allora, la riforma rafforza la magistratura, la rafforza, perché creando due consigli superiori, uno per la magistratura inquirente e uno per la giudicante, specializza le carriere e presterà maggiore attenzione anche alla valorizzazione del merito all'interno della stessa magistratura. Questa fandonia che gira, che è l'idea che il governo avrebbe, è quella di perseguire un fine eversivo, cioè di controllare l'attività delle procure, è veramente priva di qualsiasi fondamento giuridico, perché, ripeto, l'indipendenza della magistratura è un dogma non trattabile e sul quale la riforma è stata assolutamente disegnata. I pubblici ministeri avranno una carriera diversa perché è giusto così, perché vede, se noi frequentiamo le stesse scuole di preparazione al concorso in magistratura, superiamo lo stesso concorso e giungiamo ad iniziare la stessa carriera facendo la stessa scuola superiore e magari gli stessi periodi di tirocinio o di uditorato, è evidente che siamo colleghi, per cui il giudice e quindi le diversità di funzioni che andremo a svolgere non ci esimeranno dal ritenere che il nostro collega, avendo fatto la nostra stessa preparazione, sia, come dire, più affidabile, abbia degli elementi culturali che mi convincono di più.
Ecco perché è necessario separare le carriere. Cioè, se la gente capisce questo, capirà che è una riforma a vantaggio della serietà e della serenità dei giudizi, e questo sia ben chiaro, senza minimamente non dimenticare i grandi sacrifici che la magistratura fa, a volte con mezzi veramente risicati, i martiri tra i magistrati che hanno combattuto la mafia e il terrorismo. Assolutamente tutto ciò va rafforzato e non va mai indebolito. Io sono convinto che questo tipo di riforma porterà solo vantaggi anche agli stessi magistrati. Se poi il cuore delle critiche è il sorteggio del Consiglio Superiore della Magistratura, allora pensiamo questo: i magistrati saranno di gran lunga la maggioranza tra i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura. La componente politica è ridottissima all'interno. La presidenza del Presidente della Repubblica garantisce quella assoluta terzietà e quelle forme massime di tutela, che tutto si svolga nella massima trasparenza possibile. Io non riesco a comprendere dove potrebbe esserci il problema del disegno del controllo della politica sulla magistratura, quando gli organi di autogoverno hanno una stragrande maggioranza di magistrati. E se mi si viene a dire che il sorteggio è cieco, cioè non sa chi sceglierà, è evidente che una legge ordinaria interverrà nel porre alcune regole, probabilmente, ma in ogni caso parliamo di magistrati. Il sorteggio avviene tra magistrati, non tra persone scelte a caso, e mi pare che già il fatto di essere magistrati li ponga in una condizione di assoluta e totale qualità. Ecco, e poi un altro nodo centrale invece è questa istituzione dell'Alta Corte Disciplinare, professore, perché ci può spiegare come sarà strutturata, quali funzioni eserciterà, in che modo poi si differenzierà dagli attuali meccanismi di responsabilità disciplinare dei magistrati. Ricordiamo anche che qualche giorno fa, per esempio, anche il sito Pagella Politica aveva riportato che lo stesso PD nel programma presentato alle elezioni politiche del 2022, allora era guidato da Enrico Letta, proponeva proprio di istituire con una legge di revisione costituzionale un'alta corte competente però in quel caso a giudicare le impugnazioni sugli addebiti disciplinari dei magistrati e sulle nomine contestate. È così ed è giusto, perché l'alta corte, lo dice stesso il termine, alta corte vuol dire alta amministrazione. Alta amministrazione significa che una corte indipendente anche dal Consiglio Superiore della Magistratura, e anche in questo caso composta per la stragrande maggioranza da magistrati estratti e da giuristi altamente qualificati estratti da un elenco apposito, perché è chiaro che lì l'elenco va fatto, perché mentre i magistrati già appartengono a un elenco, sorteggiare tra tutti i giuristi sarebbe praticamente impossibile. Garantisce che cosa? Una maggiore serietà, serenità e trasparenza nei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, perché una delle domande che si fanno i cittadini spesso è: ma quel giudice che mi ha poi incarcerato erroneamente, sbagliando, privandomi della libertà, e io poi sono stato liberato dal tribunale del riesame, assolto in primo, in secondo e in terzo grado, ho subito 15 anni di processo ingiusto perché stesso la magistratura mi ha completamente assolto, bene, quel giudice può mai far carriera? È giusto che faccia carriera? Oppure ha commesso un illecito disciplinare? Ecco, il cittadino vuole che ad ogni potere ci sia una responsabilità. Esercitare i poteri significa esercitare responsabilità. Tu devi essere responsabile di fronte alla istituzione, all'ordinamento giuridico. Questo è il principio. Non ci possono essere sacche di impunità per nessuno. Ovviamente, trattandosi di un compito delicatissimo, quale quello di giudicare gli altri, questo compito viene assegnato ad un'alta corte, sottolineo alta corte, composta da una maggioranza, ripeto, maggioranza di magistrati sorteggiati, integrata da alcuni giuristi. D'altra parte ricordo che il sorteggio è utilizzato anche in caso di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. Per esempio il sorteggio viene utilizzato per tutte le commissioni di nomina dei professori universitari,
Ormai quando c'è un bando universitario si sorteggia la commissione tra i professori ordinari di loro. Nessuno si scandalizza per questo, anzi era una riforma voluta da tutti, cioè il sorteggio è una garanzia di trasparenza. Tutti devono essere in grado di svolgere il proprio compito con delicatezza quando rivestono ruoli delicati, ma non si può accettare che persone che hanno grandissime responsabilità nell'esercitare la funzione giudiziaria poi non abbiano responsabilità, cioè non debbano essere autoresponsabili di fronte all'ordinamento giuridico quando commettono gravi errori. Ecco, poi professore, ci avviamo alla conclusione perché abbiamo già esaurito alcuni dei punti, no, che avevamo comunque pensato di trattare, ma le chiedo di commentare anche questi cortocircuiti logici. Prima stavamo richiamando anche questi discorsi, questi interventi che insomma si infiammano il dibattito, però lo intossicano anche con queste dosi di veleno, ecco, con accuse gravi. E però i cortocircuiti logici vengono da alcuni protagonisti di questi ovviamente del fronte del no, perché penso ad esempio a Luigi De Magistris, che addirittura aveva dichiarato che lui da magistrato non era stato fermato dall''ndrangheta con la Coppola e con la Lupara, ma addirittura dal CSM che l'avrebbe dovuto tutelare, e adesso spiega che vota per il no e afferma che lui non difende il CSM ma la Costituzione, lui stesso poi che riconosce che le correnti sono un problema reale ma che questa riforma indebolisce la magistratura, o addirittura pensiamo a Gratteri e Travaglio che erano prima favorevoli proprio al sorteggio che ci stava spiegando. Insomma, capisco che si possa cambiare idea, ecco, è legittimo, però forse criminalizzare, demonizzare chi invece adesso difende quelle loro stesse ragioni è un po' meno legittimo forse. Allora mi creda, chiunque studi diritto, e io faccio questo da oltre 30 anni, non può votare no. E le dico anche perché. Perché non vi è alcuna ragione giuridica sulla quale fondare il no ad una riforma che finalmente completa l'opera iniziata dal guardasigilli Vassalli nel 1988 e che non è mai stata portata a compimento, e va in perfetta linea con la riforma costituzionale che toccò l'articolo 111 e che, come ho già detto prima, fu opera prevalente e principale del governo D'Alema. Che vuol dire questo? Vuol dire che se io mi trovo di fronte ad una modifica della Costituzione, il cittadino deve votare non per appartenenza politica, ideologica o semplicemente di casacca. Il cittadino deve capire se la modifica della Costituzione migliora, modernizza, innova positivamente il sistema oppure no. Gli argomenti ideologici voteranno per il no i malavitosi, voteranno il no serve a indebolire la magistratura, il no serve a favorire la malavita, il no delegittima la magistratura, è semplicemente una difesa corporativa priva di qualsiasi fondamento giuridico, perché non c'è nulla di quello che dicono, anzi tutt'altro. Se io fossi un pubblico ministero sarei ben felice di avere il mio CSM, la mia specializzazione, e anche quando mi preparo al concorso io preferisco già nel momento della preparazione studiare le materie di cui prevalentemente mi occuperò, perché è evidente che oggi la malavita è particolarmente raffinata nei suoi metodi, per cui procuratori ben allenati, ben addestrati, faranno ancora meglio di come già fanno oggi. Ma difendere lo status quo dicendo che la modifica tende ad imbavagliare la magistratura o peggio ancora a mortificarla è un falso storico, cioè non c'è nulla di ciò nella riforma. Assolutamente sì. E professore, ecco, per chiudere questa ultimissima parte le propongo anche una riflessione, diciamo, comparatistica, perché prima abbiamo ricordato, lei professore ci ha spiegato, no, che poi questa carriera unica dei magistrati è anche un retaggio
del fascismo, e quindi ovviamente ci ha spiegato perché non si può prescindere dalla separazione. Ma poi ricordiamo che in Europa 25 paesi su 27 hanno comunque ottenuto questa separazione delle carriere, solo Italia e la Grecia no. Chiediamoci anche il perché, e probabilmente chi continua a difendere le ragioni del no è arroccato probabilmente in una posizione ideologica, anche intransigente, di difesa, a questo punto pensiamo anche corporativa, di casta. Guardi, non mi piace usare la parola casta per i magistrati, perché svolgono un compito assolutamente nobile e per il quale meritano tutto il rispetto. Io ho moltissimi amici magistrati, ho moltissimo rispetto per quello che fanno, è un lavoro duro del quale lo Stato, la Repubblica ha assoluto bisogno. Il problema è un altro, è chi si schiera per il no senza portare argomentazioni di carattere giuridico. Guardi, oggi discutevo con i miei allievi all'università di questo problema e anche tra i miei allievi c'era qualcuno che mi diceva: ma no, professore, il no di fatto ha maggiori ragioni perché appunto si vuole imbavagliare l'azione della magistratura. Allora io ho detto ai miei allievi, professori universitari, miei allievi, io ho detto: mi dovete dire, prendiamo la norma e ditemi, segnalatemi qual è la parte nella quale la politica governerà sulla magistratura e la magistratura viene delegittimata. Ovviamente non l'hanno trovata e hanno dovuto convenire con me che la loro era una presa di posizione legata appunto al messaggio mediatico che passa. Perché è evidente che se io sono un cittadino comune, qui è più grave perché sono professori di diritto, ma voglio dire cittadino comune, se sente un procuratore della Repubblica famoso dire: ah, ci metteranno il bavaglio, ci vogliono delegittimare, gli crede, perché la magistratura è una nobile istituzione che ha acquistato nel corso degli anni grande credibilità nei confronti della gente. Allora, il problema è che invece va fatto capire al cittadino che questa riforma non solo non delegittima la magistratura, non solo non mette il bavaglio, non solo non la sottopone alla politica, ma la rafforza, perché eliminando le correnti attraverso il sorteggio del CSM, che ricordo è un organo di alta amministrazione, non è un organo di rappresentanza politica, quindi le elezioni non c'entrano proprio niente, perché deve amministrare le carriere dei magistrati in totale appunto indipendenza, significherà in quel momento che il merito della magistratura emergerà ancora di più e i magistrati realmente meritevoli faranno carriera. Allo stesso tempo chi sbaglierà e non avrà le funzioni, non osserverà, non onorerà le funzioni che gli sono state delicatamente delegate dallo Stato, bene, in quel momento è giusto che paghi. E tutte queste ragioni, ripeto, giuridiche, non ideologiche, non politiche, non partitiche, giuridiche, mi inducono a votare sì. Ecco, e in conclusione, professore, anche come giudica poi questa risposta di Gaia Tortora che è intervenuta, no, replicando proprio le affermazioni di Di Matteo, perché a lei ha dichiarato oggi anche per il giornale, no, sono riportate queste sue affermazioni. Di Matteo mi ricorda quel PM che disse che mio padre era stato eletto con i voti della Camorra. Stiamo ancora così ed è grave la loro cultura del diritto e del rispetto. Insomma, ovviamente poi Gaia Tortora ha ricordato il calvario giudiziario di suo padre che fu eletto al Parlamento Europeo con il Partito Radicale e quindi vabbè, quell'impianto accusatorio sappiamo che era totalmente infondato, veramente non è cambiato nulla, ecco, da parte di alcuni magistrati e hanno mantenuto ancora questo atteggiamento quasi prevenuto, no? A priori, ideologicamente, a prioristicamente diffidente verso chi magari possa esprimere idee diverse. Bisogna stare molto attenti perché è evidente che l'errore giudiziario ogni volta che c'è un errore giudiziario lo Stato democratico fallisce, ha fallito, perché una delle grandi conquiste della democrazia, della vera democrazia, è garantire la libertà dei cittadini fin tanto che non è assolutamente necessario privargliela. Ecco, vede, un giudice per le indagini preliminari che non è della stessa carriera del pubblico ministero sarà più libero nel prendere decisioni contrarie alle richieste del pubblico ministero.
perché non siamo più colleghi. Vede, il collega, noi abbiamo colleghi, lei ha colleghi giornalisti o colleghi professori, eccetera. Abbiamo le chat insieme, poi anche se io insegno ecclesiastico, un altro insegna diritto romano e un altro diritto privato, sempre colleghi siamo. L'altro errore che si commette, funzioni e carriere non sono sinonimi. Le funzioni sì che sono separate, ma le carriere no. Non possiamo essere colleghi, è un principio di civiltà giuridica. Allora, se non siamo colleghi, verosimilmente siamo tutti più liberi. Chi deve accusare ad accusare, ma chi deve giudicare a giudicare. E teniamo anche presente che questo Paese ha bisogno di un recupero del prestigio dell'avvocatura, che è un altro grande problema che deve essere superato. Perché vede, quando c'è stata la riforma del codice di procedura penale, una delle cose che notarono tutti è che finalmente il banchetto del pubblico ministero venne tolto dalla posizione centrale che aveva nelle vecchie aule di giustizia. Lei non so se se lo ricorderà, ma c'era un bel palco molto pomposo nel quale sedeva il pubblico ministero. Il giudice al centro, il pubblico ministero al lato destro o sinistro del giudice e la difesa invece nel banchetto vicino agli imputati. Quando cambiò il codice di procedura civile, procedura penale, mi scusi, questo banchetto venne tolto dalla posizione centrale e messo sulla stessa linea di quello degli avvocati. Bene, è finita lì la riforma del codice di procedura penale, è finita lì. È stata solo l'estetica delle aule di giustizia. Dov'è l'equiparazione tra accusa e difesa? Articolo 111 della Costituzione. Coloro che si indignano per la riforma mi devono spiegare come è stata realizzata l'equiparazione tra accusa e difesa stabilita, statuita e garantita dall'articolo 111 della Carta. Non c'è. Sanno benissimo che non c'è. Il pubblico ministero ha molti più poteri nelle indagini preliminari, può fare cose che la difesa non potrà mai fare. Allora gli diamo anche il vantaggio di agire come collega di chi giudicherà. È la parola collega che deve sparire. Non possono essere colleghi. Altrimenti dobbiamo fare un'altra cosa. Tutti colleghi, anche gli avvocati però, tutti colleghi. Allora facciamo come gli Stati Uniti. Una carriera, l'avvocatura, e da lì sorteggiamo i giudici, eleggiamo i pubblici ministeri. E no, questo da noi non si può fare, la Costituzione non lo consente. E allora perché ci indigniamo di una cosa sacrosanta, quale quella di consentire alle parti di avere non il giusto processo reale, ma il giusto processo ipotetico? Perché nella vita del diritto non bisogna solo essere imparziali, ma bisogna apparire imparziali. Il sistema deve apparire imparziale. Se si incappa nelle maglie della giustizia, bisogna stare tranquilli che il proprio avvocato e il pubblico ministero si scontreranno davanti a un giudice che non è collega né dell'uno né dell'altro. Chiarissimo, grazie veramente professore per la chiarezza, per il rigore con cui ci ha spiegato questo. Speriamo di riaverla presto, perché insomma poi ci ha fatto capire anche il valore di questo confronto pubblico, quanto sia fondamentale partecipare in maniera consapevole, e anche ci ha fatto comprendere tutte le implicazioni, soprattutto quando ha trattato il tema dell'Alta Corte Disciplinare. Volevo solo ricordare in chiusura che nel periodo 2018-2024 ci sono stati oltre 3.000 casi di ingiusta detenzione e pensate, le sanzioni disciplinari per i magistrati che hanno sbagliato sono state soltanto 6, quindi anche questo fa riflettere. Grazie ancora professore, prego. Grazie a voi. Grazie, speriamo di riaverla presto. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie. Buona continuazione qui su Radio Libertà, grazie a te Natalia, e allora alla prossima puntata. Avete ascoltato Lettera 150.